Cari amici, sono qui in questo bellissimo parco cittadino della città di Lugano per parlarvi di uno straordinario evento che è la Festa Veneziana Lugano. Guardate cosa vi ho portato. Questo evento che noi abbiamo proposto alla città nel 2012 si teneva in antichità e si è spento nel 1930. Un evento magnifico che vede al suo interno la partecipazione di allora centinaia di maschere, oggi siamo circa un centinaio. Maschere stupende provenienti dal Ticino, provenienti da Venezia, che sfilano nel centro cittadino e allietano per un giorno, anzi per un pomeriggio purtroppo solo ancora, la città con musiche, con colori, con danze. Le danze, sapete, nell'antichità erano importanti perché l'unica gioia che poteva avere la popolazione era danzare insieme. E così come allora, nel 1930, noi facciamo danzare le persone con noi, se lo desiderano, nella splendida piazza della Riforma. Balleranno con noi danze del Settecento insieme ai nostri meravigliosi coreografi. La prossima festa veneziana è prevista per il 29 di aprile dell'anno prossimo, però il nostro intento sarebbe quella di poterla ingrandire, di fare veramente un evento internazionale con maschere provenienti da diversi paesi, una kermesse di colori e di meraviglie dell'antichità che oggi purtroppo si sono dimenticate. A questo scopo, cari amici, vi chiedo un piccolo contributo perché, come tutti sapete, le finanze non sono tra le migliori in questi periodi. Se ci aiuterete non ve ne pentirete, vi porteremo a Lugano un evento meraviglioso, come ho già detto, pieno di gioia, di colori, di musiche, di danze che rimarranno nei vostri ricordi. Grazie.